I dati del Trentino confermano un calo delle terapie intensive e una stabilizzazione dei contagi. Sono infatti 63 i nuovi contagiati, erano 65 a fronte di 768 tamponi realizzati. 7 i decessi, in terapia intensiva ci sono 56 malati, erano 61. I guariti con doppio tampone sono diventati 429. 1742 sono poi malati al proprio domicilio. In totale le persone che hanno contratto la malattia in Trentino sono poco meno di 4.000, stando almeno ai dati forniti lunedì di Pasquetta durante il punto con la task force provinciale dal presidente Fugatti, che ha illustrato i contenuti della nuova ordinanza, che in parte riprende il DPCM del 10 aprile, ovvero proroga fino al 3 maggio delle misure restrittive sin qui adottate, consentita l'apertura delle attività produttive all'aperto, ma non di librerie, cartolerie e negozi di vestiti per bambini e neonati. Stiamo ragionando sulla fase 2, ha detto. Il gruppo di esperti che abbiamo nominato sta dialogando con tutte le parti sociali ed è fissato anche un incontro con i capigruppo del Consiglio provinciale. Sappiamo che dovremo convivere con il virus. Le aziende riapriranno, ma in un ambiente di lavoro in grado di garantire le giuste distanze e i dispositivi di protezione senza affollamenti. E proprio in questa direzione si muove l'ordinanza. Il rallentamento della curva dei contagi ha proseguito è dovuto ai grandi sacrifici che abbiamo fatto in queste settimane, ma dobbiamo proseguire. Non ravvisiamo la necessità di riaprire negozi per neonati e librerie che potranno effettuare però consegne a domicilio. Non prevediamo misure che alleggeriscano le regole individuali stabilite fino ad oggi, mentre sui mercati la decisione è in capo ai singoli comuni. Allentamenti sono invece previsti per le attività produttive esclusivamente all'aperto, rispettare rigorosamente le indicazioni, ovvero distanze e mascherine, controllare la temperatura di tutti i lavoratori. Chi ce l'ha superiore ai 37 gradi e mezzo deve allontanarsi, come chi ha familiari positivi. Infine è necessario individuare una figura di referente per ogni impresa. Altre indicazioni importanti sono arrivate sul fronte dell'utilizzo di mascherine obbligatorie nei punti vendita aperti e guanti, se non sono stati reperiti, possono essere sostituiti da soluzione disinfettante. Il direttore generale di APSS Bordone ha invece spiegato l'utilizzo degli ultimi farmaci. Va ribadito, ha detto che per il Covid non esiste una terapia assodata, si tratta di una malattia recentissima. Fra le novità abbiamo introdotto la clorochina anche a domicilio come farmaco per il trattamento e non per la profilassi. Siamo interessati all'ozono, ma questo percorso riguarda pazienti ospedalizzati nella fase prima della terapia intensiva. Su questo fronte, ha aggiunto, stiamo seguendo la sperimentazione avviata dalla Friuli Venezia Giulia e potremo già introdurlo questa settimana all'ospedale di Rovereto. Infine, sulla struttura privata del Sacro Cuore a Bolognano, frazione di Arco, una precisazione. Dopo il ricovero di un religioso che è deceduto all'ospedale di Arco, ha concluso, è partita un'indagine che ci ha consentito di stabilire la presenza di 20 ospiti positivi e di altre 7 dipendenti su un organico di circa 30 unità.